Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Promo Turismo FVG. Cari amici di Radio.0, oggi vi abbiamo portato proprio qui nel centro di Piazza della Borsa Trieste perché a raggiungerci abbiamo Anna Santellani che è venuta a raccontarci del prossimo itinerario del Friuli Venezia Giulia in bici ed è venuta appositamente con la sua bicicletta. Ma dove andiamo? A Trieste si sa, siamo una terra di confine, ma questo vale ovviamente anche per Gorizia. Quest'anno è Go 2025, quindi un anno veramente particolare, e con Anna andiamo a percorrere uno degli anelli più interessanti del Goriziano perché ci porta non solo attraverso la storia di questo territorio di confine, la Grande Guerra e molto altro, ma anche attraverso bellissimi paesaggi naturalistici con un assaggio del territorio. Detto bene, Anna? Hai detto bene, Barbara, sono qua in veste di guida turistica della regione Friuli Venezia Giulia e in veste di guida cicloturistica della Federazione Ciclistica Italiana. L'anello di Gorizia è un anello che offre enormi opportunità di scoperta di una città molto particolare che quest'anno, assieme a Nova Gorica, è stata insignita del titolo di capitale europea della cultura. Attraverso quest'anello di circa 17 km si ha modo di vedere quelle che sono le caratteristiche di queste due città, che in realtà sono un'unica grande città, coesa, unita, sebbene appartenente a due nazioni diverse. Gorizia appartiene all'Italia e Nova Gorica invece alla Slovenia. Dicevo che attraverso quest'anello è possibile immergersi nell'atmosfera danizza-asburgica di Gorizia, partendo dalla stazione ferroviaria, e questo è un grosso valore dell'anello goriziano come di tutti gli anelli bike della regione Friuli Venezia Giulia, perché si lavora moltissimo sull'intermodalità, quindi si può arrivare nelle destinazioni suggerite dai vari anelli attraverso treni, autobus che garantiscono il servizio trasporto bici. Quindi dicevo, partendo dalla stazione di Gorizia si possono ammirare le bellissime ville fin del secolo, inizio Novecento di Corso Italia, da là raggiungere quelli che sono i luoghi iconici di Gorizia, con la Piazza Vittoria, con il Duomo di Sant'Ignazio, il castello. Da là, pedalando, si può raggiungere la piazza Transalpina, questa piazza divisa in due, meravigliosa, dove si può avere un piede in Italia e un piede in Slovenia. Penso che sia uno dei selfie più scattati, questo col piede sul mosaico che delimita le due nazioni. Da là poi si passa a Nova Gorica, costruita nel 1947, ci si arriva passando attraverso la Castagnevizza, dove riposano le spoglie di Carlo X di Borbone, e attraversando il Parco del Rafut con la villa di Anton Laschak, bellissima, che ci racconta anche molto delle Alessandrinche, queste donne che a fine 800, inizi 900 migrarono in massa verso Alessandria d'Egitto. Insomma, diciamo che gli spunti non mancano. Anche Nova Gorica ha moltissimi monumenti nei suoi viali, monumentali anche questi, che raccontano la storia recente del secolo scorso, fra le due guerre. Un itinerario decisamente meraviglioso, anche perché è ravvivato dal colore smeraldo dell'Isonzo, che diciamo, ha dato lo spunto per creare il colore di Go 2025. L'Isonzo si snoda per lunghi tratti, viene attraversato 2 volte dall'anello goriziano e poi però diciamo che non si esaurisce in questo giro di 17 km, ma quest'anello poi permette l'innesto a moltissimi altri percorsi ciclabili che vanno verso il Coglio, l'FVG3 che parte da Gorizia e arriva fino a Sacile attraversando
tutta la regione ai piedi delle nostre montagne, quindi l'anello pedemontano non ha grossi dislivelli, si può prendere proprio da Gorizia. Fra l'altro è stato premiato lo scorso anno col Green Award come migliore ciclabile in assoluto. Pieno insomma di meraviglie, questo percorso è indicato per chi? È indicato per tutti, per gli amanti della natura, perché da qua attraverso la pista ciclabile si può salire il corso dell'Isonzo, fare anche diversi metri di dislivello con delle salite che sono adattissime per gli amanti della bici da strada. Da qua partono tantissimi percorsi anche mountain bike, off-road per gli amanti delle ruote grasse. Ci sono migliaia, diciamo, di proposte, centinaia di proposte diverse, e anche per chi ama la gravel come me, è adatto per tutti, anche a famiglie con bambini, perché gran parte del percorso dell'anello goriziano, ad esempio, sono su sedime protetto, quindi non sulla strada con le macchine, c'è una piccola parte con la strada condivisa con le auto. E il dislivello è molto piccolo e si può riarrangiare a seconda delle difficoltà di chi sta pedalando. Quindi direi che è decisamente un itinerario per tutti, per gli amanti dell'arte. L'itinerario passa vicino, o volendo si può anche attraversare il parco di Villa Coronini Cronenberg, dove ci sono 2 teste di carattere di un grandissimo artista che unisce scienza, arte e follia nelle sue teste di carattere, e Palazzo Coronini ne conserva addirittura 2 su 50 esistenti al mondo, quindi da sole meriterebbero una visita a Gorizia. Che altro? Ci sono diverse esposizioni per Go 2025. Ad esempio adesso c'è una mostra dedicata al grande pittore Music. Insomma, ci sono i percorsi che ricordano la Grande Guerra, che ha segnato in maniera molto drammatica Gorizia, c'è il Giardino Viatori appena fuori Gorizia. Insomma, c'è veramente tanto da vedere, e anche l'opportunità di abbinare il piacere della scoperta alla bicicletta, quindi l'amore per la natura, al beneficio di un po' di esercizio fisico, e anche, perché no, per scoprire tutte le qualità dell'enogastronomia locale e del Coglio. Anna, io ti ringrazio davvero, ricordo anche che insomma, per pedalare in Friuli Venezia Giulia le proposte sono veramente tantissime, non vi resta che consultare il sito www.turismofvg.it, lì avrete anche la possibilità di scaricare le tracce GPX oppure l'app gratuita FVG Outdoor, ma anche seguire tutte le nostre puntate di itinerari in FVG, perché potrete trovare quello più adatto a voi oppure provarli un po' tutti. Anna, grazie per essere stata con noi. È stato un piacere, Barbara, è stato davvero un piacere. E sì, anch'io vi invito ad andare a visitare il sito Bike della Regione Friuli Venezia Giulia, perché è molto puntuale, pieno di spunti, pieno di suggerimenti, e ha tantissime risorse per pianificare dei viaggi in bicicletta anche di piccola portata. Quindi visitate il sito FVG Bike, perché è perfetto. Non vi resta che salire in sella alla vostra bicicletta e andare. Alla prossima! Ciao! Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Promo Turismo FVG. Un viaggio attraverso il Friuli Venezia Giulia, scoprendo gli itinerari outdoor. Sia in bici o a piedi, lasciati trasportare dalla bellezza di paesaggi unici. Consulta gli itinerari al sito turismofvg.it.